Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, vi ricordo che questa puntata si divide in due parti, la prima parleremo, e stiamo parlando, avete visto, di sanità con il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, il dottor Giuseppe Dalben, e poi avremo l'assessore De Berti invece, che è la vice della regione Veneto, e parleremo di trasporti. Allora, abbiamo parlato del virus nella prima parte in maniera molto ampia, però un'azienda ospedaliera deve andare avanti ugualmente. Allora, com'è la situazione ovviamente per quanto riguarda tutti gli altri ammalati, ovviamente di tumore, di cuore e di tant'altro? Sì, stiamo recuperando quella che è il pregresso, l'attività pregressa, quindi stiamo dando, come dire, velocemente, rapidamente, quelle risposte a quelle persone che erano state, come dire, un attimo accantonate. Parliamo di visite programmate, perché le emergenze, le urgenze, le visite in fascia B sono sempre state garantite. Quindi adesso stiamo recuperando le cosiddette visite e interventi programmati. L'ospedale sta lavorando proprio in maniera molto massiccia, con l'impegno veramente di tutti, e qui chiaramente ringrazio tutti i personale dipendente, medico, infermieristico e operatori sociosanitari, che appunto stanno dando come sempre il massimo in questo settore. Senta, sotto un aspetto, le faccio una domanda che poi se la pongono tutti i cittadini. Io mi prenoto una visita, devo aspettare, e c'è chi deve aspettare 3, 4, 5, 6 mesi, se pago ce l'ho subito. Beh, questo è purtroppo... È abbastanza vero, direttore, questo qui è? Sì, ma fa parte di quello che è un'organizzazione che a livello nazionale è stata data, cioè la possibilità ai medici di fare la libera professione all'interno dell'ospedale. Parliamo ancora dei tempi in cui, Ministro, c'erano 9 bindi, voglio dire, quindi tanto e tanto tempo fa. Quindi il medico ospedaliero ha questa possibilità di poter fare la libera professione all'interno dell'ospedale. Quindi, fatte le sue ore di attività, può dedicare altre ore alla libera professione, e da qua nasce il fatto che appunto c'è questa possibilità, se tra virgolette voglio una visita in libera professione, ce l'ho in tempi più brevi rispetto a quella che uno... Poi dobbiamo dire anche un'altra cosa, quando noi chiediamo una visita chirurgica non è che e vogliamo Tizio, non è che sempre Tizio sia disponibile, cioè tu fai una visita chirurgica con il medico che c'è in quel momento in quell'ambulatorio. Se la visita viaggia secondo i canali ordinari. Mi scusi, potrebbe andare anche meglio, così sente pareri diversi. Per carità, potrebbe essere sicuramente una soluzione. Ti affezioni a uno, però... Poi se invece voglio essere, come dire, seguito sempre dallo stesso, allora è chiaro che il percorso diventa un po' più articolato, un po' più complesso. Sente, gli ambulatori, il predecessore Flor aveva iniziato a riaperti a sabato, gli ambulatori anche sono rimasti uguali, insomma? Assolutamente sì. Quindi può anche uno fare i controlli al sabato, che prima, quando si passa per l'ospedale sabato e domenica sembra non ci siano ammalati. No, l'ospedale purtroppo... No, è vero, se lei lo osserva... Sì, c'è meno flusso chiaramente, insomma, ecco. Però appunto, tutto quello che è stato impostato per quanto riguarda appunto le visite al sabato, le visite serali, è chiaro che è stato ridotto dalla presenza del virus in maniera importante, insomma. Adesso riprenderà anche questa tipologia di approccio alle visite. Ecco, se te ne faccio una domanda, l'ho già fatta agli altri medici questa domanda, perché mi incuriosisce, le spiego il perché. Oggi con la tecnologia si è cambiato il modo di operare, una volta si apriva quasi tutto, ora si va con laser, certo. Si è molto più delicati, usiamo questo termine, però per lavorare con il laser ci vuole una manualità, ci vuole una scuola. Ecco, un'azienda ospedaliera dove all'interno ci sono molti chirurghi anziani, uso questo termine, o d'esperienza, molto bravi, che per molto tempo hanno usato un metodo tradizionale per operare un paziente, oggi si trovano una tecnologia diversa. Sono già all'altezza di riuscire a fare questo senza una determinata scuola e senza commettere errori nel paziente o sul paziente, perché se dovesse succedere questo, poi uno si riapre e succede ancora più casino di prima all'interno del corpo umano. Non so se sono stato chiaro nella domanda. Sì, la risposta potrebbe essere questa. Allora, sicuramente lo specialista, il medico si aggiorna.
e naturalmente se vuole essere all'altezza di rispondere adeguatamente in maniera appropriata ai bisogni sanitari delle persone che gli si presentano davanti, deve essere un medico formato, aggiornato. E poi il medico lavora all'interno di un'equipe in sostanza, no? E sempre di più si va strutturando all'interno di queste equipe chi è più specializzato nell'uso di una determinata tecnologia piuttosto che in un'altra. Quindi ci sono questi due aspetti da mettere insieme: questo aggiornamento continuo che il medico è tenuto a fare, e dall'altra il fatto di poter lavorare in squadra. Un reparto chirurgico, una clinica chirurgica è fatta da un numero importante di medici, no? È chiaro che viene anche diversificato un po' da professionista a professionista chi si occupa di una cosa piuttosto che dell'altra. Poi il primario chiaramente gestisce tutta l'attività della clinica chirurgica e quindi sa anche come indirizzare e come sviluppare al meglio il percorso di diagnosi e cura. Lei, se dovessi fare il mio medico, mi dà una fiducia già nel parlare così, è una bella. Senta, e poi in chirurghi si arrabbiano perché ci sono poche sale operatorie disponibili, perché l'elite maggiore tra i chirurghi è questa: c'è la sala operatoria, no la voglio io, no la voglio tu. Sto semplificando per far capire alla gente. Lei sì, sì, ho capito. Hai capito? Non è il problema di sale operatorie, no? Cioè di struttura di sala, insomma, no? Di stanza, di sala operatoria. Il problema è di equipe, cioè noi quando facciamo un intervento ci vuole l'anestesista, ci vuole tutta l'equipe, i tecnici, i perfusionisti, gli infermieri. L'equipe. Allora il problema è avere tutte le figure necessarie, e il problema di una programmazione sanitaria non all'altezza della situazione attuale. Sappiamo che abbiamo, tra virgolette, è stata sbagliata a suo tempo la programmazione sanitaria, quindi se abbiamo i chirurghi pronti ad operare magari non abbiamo l'anestesista pronto ad esserci, perché ci sono pochi anestesisti. Quindi il tema ci sono poche sale operatorie o voglio la sala operatoria in più è un tema legato non tanto alla struttura, che quella non manca mai, alla tecnologia. Adesso si è salvato bene. No, ma è così. No, sì, no, perché fra di loro so che conoscendo un po' che io la prendo, non la prendo, è anche un problema anche piacevole, perché diventa un problema di amore, diventa un problema egoistico per curare i propri pazienti, mica viene fatto per penalizzarli, anzi credo sia una delle cose più. La strutturazione dell'azienda ospedaliera oggi com'è, come verrà, ovviamente divisa con lo IOV, con tante altre, secondo lei è costruita bene o ci sono delle modifiche da poter fare? No, ritengo che l'azienda ospedaliera di Padova, assieme a quella di Verona, hanno un compito ben preciso. Sono i due hub, diciamo così, regionali di altissima specializzazione, con altissime tecnologie, quindi così di terzo livello in sostanza, no? Quindi sono dei poli di riferimento di livello regionale, ma anche nazionale e europeo. In particolare Padova ha questa caratteristica, insomma, no? La storia della scuola di medicina di Padova è una storia che sappiamo essere tra le più importanti del mondo, insomma, no? E manteniamo questa eccellenza, quindi anche qua veramente un grazie ai professionisti che vi lavorano. Anche se qualcuno poi è scappato per guadagnare di più, perché io credo e reputo che un chirurgo che salva vite umane guadagni poco, ma a mio parere personale lo dico, lo dico anche a chi è venuto a trovare qui, perché tutti i suoi maggior chirurghi, quello del seno, sono venuti a trovarmi Gerosa, sono venuti in questa trasmissione, e ho detto a loro che meriterebbero molto di più di quello che già percepiscono, perché se un calciatore prende 30 milioni all'anno, un medico ne meriterebbe il triplo, capito? Ma è un mio pensiero. Quindi, no, ma posso condividerlo sicuramente questo pensiero. È vero, insomma, no? C'è anche questa, allora c'è una necessità insita nel chirurgo o nel professionista di andare, come dire, a sviluppare anche il suo percorso formativo, di maggior formazione, anche all'estero, e questo è un discorso. E c'è chi si ferma all'estero e c'è chi invece anche dall'estero viene da noi, insomma, no? Quindi penso che Padova è ancora una delle, come dire, realtà sanitarie dove si può dire c'è, no? Questo approccio di attenzione da parte di chi lavora all'estero su Padova, insomma. Ecco. Quanto è importante l'università all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova? Ma è fondamentale, noi lavoriamo in maniera integrata con l'università, abbiamo appunto personale in convenzione con l'università che lavora per noi e che fa quindi assistenza, quindi abbiamo dei rapporti di convenzione che garantiscono all'azienda ospedaliera assistenza da parte appunto di personale dipendente dell'università, ma che fa anche come dire, la ricerca.
tipica dell'universitario, quindi c'è questo lavoro continuo, costante di integrazione tra la realtà universitaria e la realtà assistenziale dell'azienda ospedaliera. Senta, un paio d'anni fa, non ricordo bene, mi corregga se sbaglio data, il Sant'Antonio è stato ingombrato nell'azienda ospedaliera e ne è nato un puntiferio di quelli che lei conosce benissimo. Il personale diceva non è più come prima, i padovani saranno penalizzati, prendiamo meno lo stipendio, insomma ne è venuto fuori di più e non ricordo nemmeno quanti sono venuti a raccontarci questo. Oggi com'è la situazione Sant'Antonio, azienda ospedaliera? Passato il periodo iniziale? Sì, passato il periodo iniziale io ho trovato una realtà, quella del Sant'Antonio, assolutamente inserita all'interno dell'azienda ospedaliera, anzi penso anche con, chiamiamola così, dignità, perché uno dei timori era siamo di serie B rispetto all'azienda sanitaria che era di serie A. No, siamo una realtà unica, integrata, una realtà che si completa perché c'è questo lavoro insomma, no, assieme tra l'azienda ospedaliera. Tant'è che i medici partono in bicicletta da una parte all'altra. E anch'io faccio il giro in bicicletta. Sì. Beh, c'è la pista pedonale almeno in via Facciolati. Sì. Quindi quindi Sant'Antonio è ben integrato all'interno dell'azienda. È chiaro che man mano che andiamo avanti anche con lo sviluppo del nuovo ospedale di Padova, il Sant'Antonio assumerà un ruolo suo particolare, insomma, che io lo vedo soprattutto in ambito riabilitativo. Insomma, ecco. Sotto questo punto di vista verrà trasformato secondo lei? No, questo è un mio pensiero, no? Ma c'è la necessità qui a Padova. Ma lei dice adesso oppure quando sarà fatto l'ospedale? Quando sarà fatto. Quindi Sì, quando sarà fatto. C'è comunque la necessità qui a Padova di avere un polo riabilitativo di carattere cardiologico, neurologico, ortopedico, insomma. Anche lo stesso coronavirus ci insegna, no? Quanto sia importante la fase assolutamente sì. post acuzie, no? E quindi c'è la necessità di avere un polo pubblico, fortemente pubblico, di carattere riabilitativo. E così io la vedo in questo modo, accanto a quelli che sono i reparti tradizionali che continueranno a starci nel Sant'Antonio, sviluppare lì questo polo riabilitativo molto importante. Ecco, in tutti i dati, lei ha detto all'inizio, ovviamente usiamo le direttive della Regione, però lei, il direttore generale, ha una responsabilità immensa di questa azienda ospedaliera sotto un profilo personale, sotto tutto, perché è inutile elencare, ci vorrebbe un'altra scheda per elencare le sue responsabilità. A prescindere che mi sembra in gamba e sicuramente le supererà, glielo dico così in maniera confidenziale. Sì. Le chiedo, lei sarà il direttore che farà un passaggio dove dovrà essere costruito pediatria e il terzo polo. Ovviamente anche lì ne è nata una vita, il terzo polo ospedaliero qui i padovani lo aspettano da 30 anni, discussioni, baruffe politiche, robe chioggiotti, insomma, tanto per esserci chiari. E com'è la situazione? Lei riuscirà, direttore, a riuscire a far sì che venga fatto prima di questi benedetti 10 anni il terzo polo? Poi le chiedo di pediatria, sì. Perché ovviamente il prolungarsi, tutte queste storie, le faccio questa domanda perché oggi, con i soldi che ci sono già, quanto ci dice il Presidente Zaia, e con la storia di questo virus che ha fatto capire che la sanità è di un'importanza fondamentale per l'essere umano, le può permettere di riuscire a anticipare e scavalcare un po' la burocrazia per farlo in tempi più brevi? Allora, come dicevo prima, io farò il mio pezzo di strada nel miglior modo possibile finché sono qui a Padova. Allora, ho raccolto il testimone quando il terzo polo, chiamiamolo il polo di Padova Est. Facciamo una piccolissima premessa, no? Quando parliamo di nuovo ospedale di Padova, parliamo di un ospedale articolato su due poli, Padova Est e Giustinianello. Certo. Questo deve essere chiaro, no? Non è che si dice però è comprensibile. Sì. Deve essere chiaro questo perché sono dei percorsi paralleli. Questa pediatria poi vedremo tutte. Sono dei percorsi paralleli che dovranno essere sviluppati. Allora, io ho raccolto il testimone dalla direzione precedente che era arrivata attraverso dei percorsi, quindi veramente a un punto importante di avere una cosiddetta idea progettuale, un'idea preliminare, un progetto molto. Cosa ho fatto? Abbiamo messo in piedi subito il percorso che ci ha portato a sviluppare appunto la gara per quanto riguarda l'individuazione dello studio di ingegneria e architettura che farà il progetto di fattibilità tecnico ed economica, che è la prima fase concreta del progetto che appunto vedremo poi realizzarsi man mano negli anni.
abbiamo nominato una commissione che è già al lavoro a esaminare queste 7 offerte che sono arrivate quindi abbiamo fatto una cosa, abbiamo piantato una bandiera molto importante, raggiunto un primo traguardo di una prima tappa importantissima. La seconda è il progetto definitivo, la terza è il progetto esecutivo e poi finalmente si darà inizio alla gara per affidare i lavori. Quindi come vede è un percorso importante e già pensare che nel 2028, così come è strutturato attualmente il cronoprogramma, si possa avere l'ospedale, io penso che sia un risultato veramente eccellente. 2028 vuol dire in sostanza 7 anni. Allora si sta molto discutendo se è opportuno andare verso una commissione, una procedura ordinaria, quindi l'azienda sviluppa, o un percorso commissariale, quindi una gestione commissariale che dovrebbe aiutare a raccorciare ancora di più i tempi. Un esempio il ponte di Genova, via. Il ponte Morandi di Genova, no? Adesso vediamo la decisione che verrà presa a livello nazionale e su questa base vedremo quale dei 2 percorsi verrà presa per la costruzione dell'ospedale di Padova. Però non vuol dire fermarsi in attesa di. Si sta lavorando affinché il percorso vada avanti. Il direttore dice ovviamente il commissario, perché il commissario può prendere delle decisioni che sono delle procedure la più prassi veloci. normale non permette di fare questo. E quindi se dovesse essere così nel 2028 ovviamente verrebbero anticipati i tempi 10-11 anni che hanno prefissi, sarebbe davvero un capolavoro. Sarebbe veramente una cosa eccellente. Sicuramente. Invece per quanto riguarda pediatria? Pediatria abbiamo ieri chiuso il tempo per poter avere l'offerta da parte delle ditte interessate a costruire pediatria, quindi anche qui abbiamo messo una bandiera importante, sviluppato il percorso di gara, sono arrivate 6 offerte, domani si insedierà il seggio di gara che valuterà se le offerte hanno tutte hanno rispettato tutti quanti i punti, tutti i paletti messi. Venerdì nomineremo la commissione, poi andremo a proporre, tra virgolette, insomma, a far verificare questa commissione ad ANAC, perché ricordiamo che tutti i nostri percorsi vengono appunto validati da ANAC. Una volta avuto l'ok da parte appunto dell'anticorruzione nazionale, procederemo poi alla nomina formale della commissione che valuterà le offerte che le ditte hanno presentato. Se arriviamo a fine anno con aver designato la ditta che costruirà pediatria sarebbe un altro bel risultato. Fine anno quest'anno 2021 dice. E quindi poi se tutto va come ha detto lei, tra quanto vedremo pediatria? Ma se tutto va come, senza ricorsi, senza problematiche di carattere o amministrativo, o civilistico o penale, perché insomma c'è un po' di tutto attorno alla pediatria, e nel giro di 2 anni dovremo averla. Senta, siamo in chiusura, però adesso le faccio una domanda. Quando le ha detto le cariche che lei ha avuto nella sua carriera sono davvero straordinarie, perché ne ha avuta, insomma sono davvero importanti, quindi le faccio i complimenti. Però quando qualcuno le ha detto senta, vuole fare il direttore generale dell'azienda ospedaliera, ha dormito la notte oppure ha detto mamma mia che bravo che sono diventato, oppure mi hanno reputato bravo? Cosa ha pensato in quel momento? No, ho pensato che era un impegno importante, non quanto bravo fossi assolutamente. Era una battuta la mia, sì, certamente, capito, certamente. No, è chiaro che è un incarico, e qui ringrazio il Presidente Zaia che mi ha designato in questo incarico, è un incarico chiaramente importante, impegnativo, ma che, come dire, mi sento di poter svolgere, insomma, ecco. No, ma su questo non ci sono dubbi, no, volevo sentire il suo pensiero quella sera lì, si è dormito la notte, ecco, per dirle così. Sì, insomma, ho dormito quelle poche ore che di solito dormo, insomma, ecco, sì. Perché dorme poco lei la notte? Ma io mi alzo sulle 5 della mattina in maniera di... E cosa fa poi alle 5 così presto? Insomma, faccio un po' di... No, va subito in azienda ospedaliera? Alle 7 io sono in azienda ospedaliera. Già così sì, rapidamente? Alle 7 io sono qui a Padova. È una bella cosa. Ci vuole un'ora di strada in sostanza, ecco, sì, perché da Oderzo. Lei da Oderzo parte, giusto, pensavo si fosse trasferito qui a Padova. No, vado su e giù. Vabbè, è un bel tragitto, speriamo che ci sia poca nebbia d'inverno, perché davvero diventa... Comunque, insomma, dai, non prendiamo paura della nebbia, insomma. Ma no, ci mancherebbe, era un modo così, perché... Sì. Direttore, è stato davvero un piacere, le auguro un in bocca al lupo, ovviamente, ci rivedremo ovviamente con i miei giornalisti che vengono a intervistarla durante le varie giornate per il telegiornale, e un in bocca al lupo che termini prima di tutto questo Covid e poi per il nuovo polo ospedaliero che venga fatto, come ha detto lei, in tempi brevissimi. È stato un onore averla ospite in questa prima puntata, davvero grazie. Grazie a voi dell'invito.
complimenti per la trasmissione e auguri di buon lavoro. Grazie, invece noi andiamo in pubblicità, poi nella seconda parte avremo l'assessore al trasporto della Regione Veneto, l'assessore Elisa De Berti, quindi rimanete con noi tra poco.